A me pare molto importante, perché si chiariscono tante cose, ciò che ha dichiarato alla vostra emittente ieri Paolo Minacori, portavoce dell'associazione Epolis, e si è dimostrato contrario alla liberalizzazione delle farmacie, manifestando la posizione politica che gli è propria, cioè quello di appartenente ad una casta ricca che mira a tutelare i suoi interessi contro quelli dei cittadini. Vi è un grande merito del governo Monti e della maggioranza con il Partito Democratico in testa che lo sostiene, quella di avere finalmente avviato il superamento del regime medievale delle farmacie. Non si comprende per quale ragione noi dobbiamo avere il monopolio delle farmacie, un numero di farmacie bassissimo per consentire ai farmacisti di tramandarsi da padre in figlio le farmacie e di guadagnare ogni anno milioni di euro. Finalmente avremo, grazie a Monti, avremo avviato il meccanismo di riforma che consentirà di avere farmacie che si fanno la concorrenza tra di loro. Minacori dice anche delle falsità sulle assunzioni. È chiaro che le nuove farmacie assumeranno giovani farmacisti per rendere un servizio che sarà certamente migliore di quello di cui godiamo, tra virgolette, oggi. Oggi godono molto, senza virgolette, i farmacisti con i guadagni che hanno nel regime di monopolio. Riguardo invece i rilievi della Corte dei Conti alla riforma regionale del lato rifiuti. Ma la Corte dei Conti ha detto una cosa che deve fare riflettere molto i cittadini siciliani. Finalmente, con la maggioranza del governo lombardo, con gli assessori, espressione del Partito Democratico, quali sono Pier Carmelo Russo e Giosuè Marino, col lavoro di Antonello Cracolici, abbiamo avuto una riforma che la Corte dei Conti, cosa rarissima, ritiene essere una legge importante perché pone fine al regime degli sperperi e del malgoverno, degli ATO, creati dal centrodestra di Cuffaro. E vorrei dire a proposito di sperperi qualcosa a Marco Zambuto. Marco ha la memoria molto corta. Un autore di sperperi in un quadro francamente puzzolente è proprio Marco Zambuto, che ha imposto all'ATO l'assunzione dei famosi 51 non più tardi di 2 anni addietro, 51 che, voglio ricordarlo a Zambuto, erano capeggiati da quel signor Vasile che è stato arrestato per avere preso a morsi un titolare di un chiosco a San Leone quest'estate ed è stato riarrestato per fatti connessi a vicende mafiose non più tardi di qualche settimana fa. Nei siti la fotografia di Vasile c'è e chi vuole può andarla a vedere accanto a Marco Zambuto 2 anni addietro. Io con Vasile ho dovuto litigare 2 anni addietro. Lei insiste ancora sull'autorizzazione concessa al distributore di carburanti al Viale Emporium, perché? Ma l'avvocato Nicotra ha preso una posizione a difesa di Di Francesco criticandomi. Nicotra è difensore di Di Francesco, una persona per bene, un collega che stimo. Gli dico: caro Nicotra, sei stato preso in giro dal tuo cliente, anzi consiglia al tuo cliente di scrivere al comune e di sollecitare lui personalmente, l'ingegnere Di Francesco, la revoca delle autorizzazioni. Quel distributore è stato autorizzato grazie ad un falso posto in essere da Di Francesco all'inizio dell'anno 2010, quando ha ribaltato un suo stesso documento firmato da Di Francesco a novembre 2009, dove si diceva che non era conforme al piano regolatore e non poteva essere realizzato. Nell'arco di poche settimane, chissà per quale ragione, folgorato come Paolo sulla via di Damasco, Di Francesco ha autorizzato ciò che aveva negato pochi giorni prima, il tutto in violazione delle leggi di questo Stato italiano. O Di Francesco si attiva per far finire quei lavori, scrivendo lui al comune dicendo ho sbagliato tutto, me ne pento, oppure lo porteremo in giudizio per risarcire danni che ai cittadini di Agrigento si vengono a cagionare con quel distributore illegale in una via estremamente trafficata.